Bene, allora sono Adriana Iacono, delegata Ambiente FAI di Agrigento. Oggi siamo qui dentro Maddalusa, proprio dentro il boschetto, per lanciare un messaggio preciso, ovvero vogliamo che Maddalusa diventi una riserva naturale. Già 2 anni fa abbiamo fatto un'azione noi come FAI per proteggere il boschetto e lo abbiamo nominato come appunto luogo del cuore FAI. Si è assicurato oltre 3.000 voti e quindi è effettivamente diventato poi un luogo del cuore FAI. C'è anche una targa fuori che ricorda il momento. È un momento in cui sono state presenti tante autorità locali e quindi abbiamo voluto interessare la cittadinanza verso il problema di questo boschetto che è purtroppo in uno stato di degrado permanente. Oggi c'è questo bellissimo evento organizzato da Plastic Free. Alessandro Arcuri e tante altre associazioni sono presenti, appunto Danila Sollazzo, presidente del Lions, Erika Zoppo Plastic Free, c'è anche WWF con Erika e poi scusa, non lo ricordo, ma ci sono tante associazioni a sostegno di questa nostra iniziativa. C'era anche Ruben Russo del FAI Giovani, quindi insomma non siamo i soli a pensare che Maddalusa dovrebbe diventare una riserva naturale. Quindi Alessandro, che facciamo oggi qui? Oggi è appunto l'ennesima giornata di sensibilizzazione, è una pulizia che serve a lanciare un grande segnale di rispetto per l'ambiente, di usare anche meno plastica e soprattutto anche occasione di unire tanti cuori e tante associazioni di diversi campi, tutti uniti per l'ambiente, quindi non possiamo che appunto sostenere con forza le attività e le proposte che fa anche il FAI e il FAI Giovani, che tengono da anni a questo boschetto come ci teniamo tutti noi qui, e quindi ci siamo uniti anche giovani, meno giovani, bambini, ragazzi di comunità extracomunitari, tutti uniti per l'ambiente, quindi è questo il segnale che vogliamo lanciare insieme a tutti questi amici. Buongiorno, Danila Sollazzo, presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte. Noi come Lions siamo sempre molto presenti e molto attenti alla tutela dell'ambiente, tanto da avere all'interno proprio del nostro distretto proprio anche uno specifico comitato che si occupa della tutela dell'ambiente, delle coste e del mare. Abbiamo qui anche un componente. Ovviamente abbiamo preso con grande entusiasmo, accolto con grande entusiasmo l'invito a partecipare a questa bellissima iniziativa di oggi. Abbiamo con numerosi soci, molti dei quali adesso sono allontanati, però siamo stati tantissimi, e abbiamo partecipato alla pulizia, ecco, di questa zona, che sia questo da un ottimo segnale, insomma, per proseguire su questa strada. Bene, Erika Zoppo di Mariterra. Buongiorno, Mariterra, Associazione Mariterra di Porto Empedocle, sempre al fianco di Plastic Free e queste iniziative che non fanno altro che fare bene, ovviamente, ma non bastano, quindi speriamo di portare avanti questo progetto affinché questo bellissimo boschetto diventi fruibile, diventi ancora più bello di quello che è, insomma.